Con il coronavirus impareremo a convivere. È il messaggio del direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova a poche ore dalla scoperta dei primi casi conclamati in Liguria. Ma io credo che i dati che vengono fuori ormai da tutte le regioni italiane mi stiano sempre più dando ragione. Più lo cerchi, più lo trovi. Per cui è evidente che credo che continuare a cercarlo faccia bene, però poi arriveremo a un punto in cui dovremo anche conviverci, il che vuol dire che l'anno prossimo è verosimile che quando ci sarà la stagione influenzale, quando sarà finito questo picco epidemico, probabilmente nel panel che quando andremo a cercare dei microrganismi sulle vie respiratorie cercheremo probabilmente anche il coronavirus. Attualmente la prima paziente risultata positiva al coronavirus, una donna di 72 anni di Castiglione d'Adda che stava soggiornando ad Alassio, viene curata al San Martino. Febbre oggi è arrivata a 38, 37,5, 38, quindi molto simile all'influenza con dei sintomi blandi a livello respiratorio, per cui una lieve tossetta e niente di più. Poverina, tra l'altro nonna di 6 nipoti, devo dire che l'ha presa bene, l'ho tranquillizzata, le ho spiegato che comunque alla fine guarirà e che quindi non avrà grandi problemi, l'unica cosa si dovrà armare di tanta pazienza perché dovrà rimanere ricoverata fino a che evidentemente il virus non sarà più trasmesso agli altri. La signora non ha avuto bisogno di farmaci specifici, il San Martino li ha comunque a disposizione. Ci siamo attrezzati al San Martino per avere tutti i farmaci con attività nei confronti del coronavirus, che sono farmaci che in questo momento non sono approvati per il coronavirus, ma che noi utilizziamo per esempio per l'HIV, l'altro si usa per la malaria. Avremo a brevissimo anche questo nuovo farmaco che è poi quello che è stato utilizzato anche allo Spallanzani. Al momento però la paziente non è in condizioni critiche e non necessita, a nostro parere, almeno stando le condizioni odierne, di nessun trattamento. Uno stile di vita per affrontare la situazione del coronavirus? Stare tranquilli. Secondo me bisogna stare tranquilli e viverla come può succedere quando ti vieni colpito dall'influenza. Fondamentalmente questo avviene nel 90% dei casi e quindi stare tranquilli, vivere tranquilli, non vivere con queste ansie, non ascoltare le cassandre negative perché sennò poi si vive male e sapere che se per caso si viene colpiti dal coronavirus il sistema è in grado di gestirlo. Perché questo è quello che dobbiamo tranquillizzare la popolazione, se anche lo avrai ci sarà qualcuno che si prenderà cura di te.